Salve a tutti, è ancora con noi Andrea Vio, rappresentante del centro ittico di Rialto. Nei giorni scorsi è venuto qui nei nostri studi per parlare del problema del tribunale che si sta svuotando, sta traslocando nella cittadella della giustizia in Piazzale Roma. Oggi parliamo invece di un problema assolutamente slegato, e cioè il mercato di Rialto che sta morendo. Ed è slegato perché se muore perché non ha più veneziani che vanno a fare la spesa, e questo indipendentemente dal fatto che si possa abbellire o meno la città, giusto? I fattori sono molteplici. C'è sì una situazione demografica in Venezia che chiaramente è molto calata ultimamente, perché tutti sappiamo che la praticità e i costi incidono nelle scelte. Il veneziano, quello che abita in Venezia, fa fatica a passare ai figli questo tipo di eredità, perché i figli in qualche maniera o per lavoro o per i costi devono traslocare da Venezia, uscire dalla città e trovarsi altre situazioni. Questa è una cosa normale, però naturalmente il fatto che a Venezia sia difficile prendere casa, eccetera, è un fattore che ha influenzato parecchio questa cosa. Poi, chiaramente come tutti sanno, l'apertura di questi grossi centri fa sì che in quartiere si abbia questo supermercato e la gente si ferma in un microcircuito e Rialto diventa quella cosa da andare a vedere una volta alla settimana, per esempio. Ecco, beh, infatti, stiamo parlando del Villa, perché di fatto a Venezia sì, non sono stati aperti centri commerciali, in terraferma sì, moltissimi, sì, no? E ci sono molti veneziani che si recano in terraferma. Però. ma per esempio una conseguenza diretta, ho visto che ha aperto il Villa qualche mese fa in Rio Marin e subito la bottega vicino il casolino ha ha chiuso. chiuso. Allora, ok, questa è una realtà che, diciamo così, si può definire una scelta politica, in quanto che l'amministrazione ha deciso di privilegiare tali siti così, dove è conglobato un po' tutto, capito? E però, dico, Rialto comunque è quel polo così particolare, e lo vediamo dalla gente che viene, dal turista che dice: ma io non ho mai visto un mercato così, dove ci sono questi colori, dove c'è il pesce vivo messo così, perché in un supermercato questo tipo di panoramica non si ha. No, diventa tutto molto asetico, diventa tutto molto... Certi supermercati, io dico da professionista, mi ricordano degli obitori dal punto di vista del pesce, voglio dire, certo, una cosa... i mercati in sé sono bellissimi, ma poi sì, la cornice offerta da Rialto è indubbiamente unica. Esatto, il contenitore è un contenitore storico, situato in un contesto straordinario che è in riva al Canal Grande, e poi la frutta, la verdura, la spezieria, la drogheria, tutto questo. Spesso mi ritrovo a pensare a cosa doveva essere una volta. Rialto doveva essere di una ricchezza inestimabile. Si vedono nei magazzini a Rialto le aperture per le grandi botte. Noi abbiamo sempre avuto piccoli magazzini, perché Venezia è così, eppure facevano entrare delle botti enormi scavando nella trave. Era un po' un ipermercato della Venezia di un tempo. Arrivava insomma, di tutto, da tutto il mondo. Ecco, ma bisogna interrogarci sul perché Venezia sta morendo. Cioè, il problema delle case, non si trovano case. Che politiche dovrebbe fare il comune? Chiaramente ne ha fatta di questa politica di centri residenziali a buon mercato, in qualche maniera. La Giudecca ne è un esempio, molti altri rioni popolari ancora. Quindi qualcosa si è fatto. Qualcosa si è fatto, ma ancora Venezia resta riservata a pochi. Noi vediamo una presenza aumentata di turisti ormai residenti, ma naturalmente è gente che ha certe possibilità. È gente che ha casa a Parigi, a Milano e vuole una casa anche a Venezia, ma non è questo che fa il popolo. È gente che lascia la città vuota a un certo punto. Non ci abita tutto l'anno. Esatto. Infatti. Quindi il popolo è l'anima di Venezia. Se lo perdiamo anche Venezia, non solo Rialto, ma anche Venezia in generale. È un po' un destino che stanno vivendo un po' tutte le grandi città, no? Però che il centro storico si sta svuotando per dare spazio a chi può permettersi 2 o 3 case e però non lo vive completamente. È vero, però Venezia ha una particolarità. È unica al mondo per come è concepita, per come si svolge la vita all'interno. Capito? Allora io con la macchina vado a Roma, vado a Milano, vado in un'altra città e posso avere una casa, ma in Venezia bisogna viverci ed essere innamorati di questa vita. Quindi cosa possiamo chiedere al comune? Cosa può fare? Serve veramente una politica che abbia l'intenzione di popolare Venezia del popolo, e allora bisogna dare anche i centri, la residenza a chi
vive e ne ha diritto perché è nato per tradizione in Venezia. E anche chi ha le tasche non proprio piene, Esatto, giusto? esatto. Grazie Andrea Vio, e noi abbiamo concluso qui questa settimana dedicata al degrado di Venezia. Speriamo di aver creato degli spunti, dato degli spunti importanti per chi ci sta ascoltando e soprattutto per chi può decidere. Grazie. Grazie a voi.